aspettate qua. Ah, ma... Oggi, aspettate, oggi. Ci sta una persona che cerca il vostro fratello Salvatore. E fallo sì, va. Sì, però oggi non mi piace. Non mi piace. Fallo tu la cosa, prima che... La faccio già fatto. Lo faccio traccia. Venite, accomodate. Salvatore non ci sta. Lui è Ciro, è suo fratello. Tu sì. E tu chi sei? Chi sono l'importante? Per quello che voglio l'importante. Tu capisci che vado già nella Sicilia? Si tratta di tuo fratello Salvatore. A dare i soldi. A meno che Pirone tu sti soldi. Questa storia la chiuderemo. Sicuramente gliela... Quanto mi devi dare? 1200 euro. Gliela avete prestata? Diciamo di sì. Vuoi fare, Ciro? Hai capitato, no? Chi stai qui come merda che fa venire un volere per tutte quante? Stai attento per come parli, Ciro. Stai attento per come parli. Perché tu non lo sai, sono io. E tu nemmeno. Hai capito o no? E poi esci fuori dalla casa. Partendo fuori dalla casa! Aspettate. Vado bene. Aspettate, oggi. E tu che vuoi? A casa è sposa, tu non si spara. A casa è sposa, tu si prega. E mo va a te. Riesci a rindarsi a casa. Oh! No, dai. Fa capo, bene. Fa troppo capo. Lasciamo il giornale, ok? Ogni tanto posso servire per fare altre cose, il giornale. Ma che stai facendo, Lucario? Che sto facendo? Faccio quello che fai tu. Ma io mi sto cicciando la faccia. Io mi ci scegliere. Dai, sempre cose più strane, Lucario. Faccio cose più strane. Ma fammi chiamare Pupatella perché mi muore sete. Eh. Pupatella! Ciao a Pupatella. Ciao, zia. Ciao, zia. Ciao Pupatella, Mariella. come stai? Bene. Ah. Pupatella, mi devi portare un bel bicchiere d'acqua. Tanta acqua. Un bidone 25 litri va bene. Eppure una razzuola di caffè. Va bene, zia. E a te, Lucariello? A me come porta? Niente, una cosa semplice, Pupatella. Pure perché fa caldo. Mi bagno un po' che labbra, mi bagno. Portami bel campariccino, però adesso non forza bello, un ghiaccio però, fresco. Era una Va cosa bene, semplice. ve li porto subito. Grazie, Pupatella. Sempre questo la niente, cresce, Ah, sono stanca. Ma già la venda io e se la niente io, Mi hai fatto spendere fino all'ultimo centesimo. Non tengo più manco lo scricciolo in da sacca, niente più. Tutti i soldi hai speso. Ha speso i soldi, ma quali soldi hai speso? Avanti, dimmelo. Ma perché non hai speso i soldi? Ma quali soldi? Allora mi mettere a tavolino. Mettimela a tavolino. E allora, abbiamo iniziato. Che mi ha detto, Lucariello, me ne presti 2 euro. E tu oggi pensato. Abbiamo fatto 4 passi. Lucariello, me ne presti 4 euro che mi ha già accattato il casetto. Perché poi io pure, ti ha già accattato pure il casetto. Abbiamo fatto 4 passi. Lucariello, me ne presti altri 5 euro. Da 2 euro ci mi fanno da 20 euro. E che se non sono soldi, ti pare che faccio il direttore banco io? Senti Carmine, io te la dice, pure se ti voglio bene, però è cosa sanna dicere. Ma Ronna Filomena, con tutto il rispetto di quella povera donna che sta passando un brutto periodo, ma i soldi te l'ha per fare spesa o no? Ma mi devo fare il corredo. Ah, se tu ti fai un corrente che i soldi miei! Siamo buoni! Guarda, mi ha già accattato un cappello nuovo che è una collezione. Una tua cappietta ci ha accattato. E che stai facendo la collezione? È bella? È bellissimo, bello. Guarda che bello. Bellissimo. Guarda come sta buono. Bene. Sta buono. Aspetta, per forza, l'hai già messo tutta in coppa. Ma si parla vedo allegro. Ma che ne capisci? Vieci. Lucarie, come ti paro? Bellissimo. Uè, come ti paro? Oh, sai che sei proprio bello questo cappello, sta proprio bello. Che caldo che fa? Fa caldo, senti, ti posso dire una cosa? Pupatella!
Arriva quest'acqua, sì o no? Facci una cosa. Io la roba non te paga, Per forza, vado sempre io. Basta che qualcuno paga, Eh. che qua non paga mai nessuno. Mi dicono tutti, segna che pago dopo. Zia, mi ha già fatto in un libro a lunga scadenza. Hai Ah, visto? tu ti sei fatto un libro a lunga scadenza. E allora io che avessi amici, guarda che se la cambiava che non fornisce mai, non fornisce. A Lugariello, lunga scadenza. Lugariello, stai molto attento. Ti ricordo che lei è mia zia. I soldi sono i miei però, Spilorcio. Allora che sia io do? No, che sia io mio. Qual è? Aspetta, poi. Facciamo la conta, che mi ha fatto? Uè. Che sia mio? E chi sto? Che sia mio, È fresco, è fresco. E che ne È sai? fresco, prima. È fresco, è fresco. Ma che stai facendo? È freschissimo. E che li scappo? Cucevano, mi sto rinfrescando, Ma non è così che strano, Lucario. Sto stagionando il pecorino, carino. Che schifo. Poi... È schifo, maronna mia. Bello, bello. Senti, però... Ti posso dire una cosa? No. Mi devo pigliare il caffè. Vabbè, e mo parlo che mi dici? Posso dire? Sbrigati. Ok. E allora... Sì, però spostati. Fatti più là. non Ti metti vedo. sempre più caro. E diventi sempre più caro. Tra poco ti metti un gol a me. questo è bello, però, Senti, che bello. Ti dico nell'orecchio così capisci meglio, Magari tu lo vedi. Aspetta, ci metto un po' più di intenzione, Ma chi tu? Hai capito? Che mi dici che bello? Ma cacciarissimo. Non c'è caputo niente. Non ho capito niente, non ho capito. Senti, che bello. Io... Dittela chiaramente, Io ti volessi portare... volessi portare... a Parigi. A Parigi. A dove si trova Parigi? A dove si trova Parigi? Dove si trova Parigi? A dove si trova Ci Parigi? sono mai stata, Si trova vicino Reggio Calabria. Non ci stanno i sbronzi di cereale e ci sta pure la torre di ferro. Come si... che bello, maronna mia. Troppo. Ti piace? Come no? Ti porta a fare un viaggio ai pozzi. Un viaggio vozzolo. Ma che ma state zitte che è meglio, state zitte. Comunque è meglio che scegliamo. Fa un caffè perché sennò Pupatella smette a dire che abbiamo bevuto e non abbiamo pagato. Ma buono! Pupatella! Non nacci pagato, no che non abbiamo pagato. Pupatella, chiamati, buon pronunciamo. Fammi un caffè, sbrigati. Senti, papà, vieni a casa. Io dacci vicino una cosa. Lo sai, io ormai ci convivo con questo che abbiamo fatto. Lugariello, Oggi mi ha spendato come un gallino al mercato. Non te che ci manco un centesimo in la sacca. Fammi un piacere, io mi accompagno a Carmela a casa. Passi in una portineria. Prima si mettono insieme qualche cosa di soldi dalle mancette che mi lascia e ti vengo a pagare il conto. Mi fa piacere? va bene, Grazie, Lugariello. papà. Grazie. Ok, siamo tutti a posto, ci hanno lasciato pure la mancia. Ciao, Mazzi, mi raccomando. Aspetta, che sono bello perché la ci pavate. Pavata. Boh, sbrigati. Quando vado al mercato con te non risolvo mai niente, non mi fa fare mai niente. Ma che schifo, maronna mia. Scusi, che si fa bene lo stomaco, però. Ma quello sto Prego, padre, sta comodo, sta comodo, Si lamenta, si lamenta, che succede? Si va a salutare. C'è nessuno in questo bar! Scusate, eccomi, buongiorno. Desidera? Buongiorno con la stretta. Scusate, mi chiamo Pupatella. Con la stretta, Pupatella. Scusate una parola. Semmai mezza. Io a questo non lo conosco. È meglio che lo dico prima il prezzo. 3 euro. 3 euro una parola. E in un discorso quanto costa? Questo è proprio scemo. Meglio che me ne vado. Ciao. Buongiorno. Buongiorno, buon uomo. Chi è? Buongiorno. Mi conoscete? No. Mi presento. Capisci? Il mio nome vi dice qualcosa? Mi dispiace, ma tu non ci... Perché sono poco conosciuto qui a Napoli. Scusate.